grave incidente mortale sull'autostrada 1 ha visto protagonista un bus della ditta Patti che trasportava immigrati, morti 2 conducenti di Favara. Festa regionale ieri a Caltanissetta della Lega, presente il leader Matteo Salvini, l'europarlamentare Tardino, con i deputati eletti si è discusso di infrastrutture finanziate in Sicilia e ovviamente del nuovo ponte sullo Stretto. 120 kg di droga sequestrati da Agrigento, Caltanissetta e Roma dalla Guardia di Finanza. A Palermo 17 kg di cocaina. Il 15 settembre del 1993 veniva ucciso a Palermo Don Pino Puglisi dalla mafia, diversi momenti per ricordarlo. A Montevago debuttano con successo i teatri di Petra, al via stasera a Raffadali la 3 giorni dedicata alla festa del pistacchio doppio. Momenti di riflessione dopo la sconfitta con il Licata, ma si pensa già alla prossima partita con la Gioiese, ha acquistato un nuovo difensore. Buongiorno con il telegiornale di TV Notizie. Apriamo oggi la nostra cronaca con un grave incidente mortale avvenuto sull'autostrada 1 all'altezza di Fiano Romano. Un bus della ditta Patti di Favara con a bordo migranti, partito da Porto Empedocle ieri giorno 14 e diretto in Piemonte, si è scontrato con un mezzo pesante. Il bilancio è di 2 morti e 30 feriti. I 2 autisti deceduti erano di Favara, il servizio di Moscato. Grave incidente mortale sull'autostrada A1 all'altezza di Fiano Romano in provincia di Roma. Un bus della ditta Patti di Favara con a bordo migranti, partito da Porto Empedocle e diretto in Piemonte, si è scontrato con un mezzo pesante. Il bilancio è di 2 morti e 25 feriti, 2 dei quali gravi. A perdere la vita i 2 autisti dell'autobus, 2 giovani entrambi di Favara, Alberto Vella e Daniel Giudice di 34 e 32 anni, uno che in quel momento stava guidando e l'altro invece che effettuava il turno di riposo. Secondo quanto si apprende, l'incidente è avvenuto poco dopo le 2:30 di notte sulla A1 nella carreggiata in direzione nord. Non è ancora chiara la dinamica, sembra che il bus abbia impattato con il tir che lo precedeva per poi ribaltarsi. Favara si sveglia con una notizia terribile, l'ennesima che sta colpendo questa comunità, ha dichiarato il sindaco Antonio Palumbo. 2 giovani lavoratori, ragazzi solari, amanti della vita, sono morti stanotte sull'autostrada 1 a bordo del bus che guidavano. La nostra città dovrà dire addio ad Alberto e Daniel. Anche io perdo delle persone cui mi legava una sincera amicizia, ha detto ancora il sindaco Palumbo. Quando le salme torneranno a Favara sarà proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali. Sono vicino alle loro famiglie. Il Consiglio Comunale di Favara, si legge in una nota a firma della presidente Miriam Mignemi, si stringe al dolore dei familiari di Alberto Vella e Daniel Giudice, 2 giovani molto amati, 2 lavoratori strappati prematuramente alla vita, lasciando un vuoto incolmabile, una gravissima perdita che colpisce tutta la comunità. Strazianti i pensieri e i messaggi per le 2 giovani vittime sui social. Alberto e Daniel erano molto conosciuti a Favara, entrambi facevano parte del gruppo folcloristico Fabaria Folk ed erano molto impegnati anche nel campo sociale. Alberto Vella faceva da istruttore ai piccoli del Fabaria Folk che iniziavano a muovere i primi passi nella danza folcloristica. Daniel Giudice era tornato a Favara pochi giorni fa dalla Lombardia, dove lavorava come tranviere proprio per prendere servizio con la ditta Patti. Il bus era partito nella giornata di giovedì 14 settembre da Porto Empedocle, unitamente ad altri pullman che fanno la spola dal porto empedoclino, dove arrivano i migranti provenienti dall'hotspot di Lampedusa, per poi essere sistemati in vari centri d'Italia, proprio con autobus su disposizione della prefettura di Agrigento. Tra i feriti, 2 sono stati trasferiti in codice rosso al Gemelli e all'Umberto I di Roma, 8 in codice giallo distribuiti in vari ospedali.
Altri 35 migranti sono stati visitati ma non trasportati in ospedale perché illesi e sono stati quindi affidati alla prefettura. Il tratto autostradale è stato chiuso per diverse ore per i rilievi del caso e si sono formate anche lunghe code. La carreggiata in direzione nord della A1 è stata riaperta in mattinata. Si è svolta ieri a Caltanissetta la festa della Lega, una piccola pontita ad accompagnare Salvini, i parlamentari nazionali e regionali del movimento, in particolare al suo fianco l'europarlamentare europea licatese Annalisa Tardino, un programma ricco ed efficace che ha visto sul palco diversi momenti, dedicato alla pesca, con protagonista l'assessore all'agricoltura Luca Sammartino e il vicepresidente della regione, che ha voluto sottolineare i recenti bandi emessi dalla Regione che vanno soprattutto verso una direzione. Ha concluso ovviamente i lavori il leader Matteo Salvini. Noi eravamo sul posto a seguire l'evento. Si è svolta ieri a Caltanissetta la festa della Lega, una piccola pontita ad accompagnare Salvini, i parlamentari nazionali e regionali del movimento, in particolare al suo fianco la parlamentare l'europea licatese Annalisa Tardino, un programma ricco ed efficace che ha visto sul palco diversi momenti, il primo dedicato alla pesca, con protagonista l'assessore all'agricoltura Luca Sammartino, nonché vicepresidente della regione, che ha voluto sottolineare i recenti bandi emessi dalla regione che vanno soprattutto verso la direzione dell'occupazione giovanile. Presente anche il presidente di Confagricoltura, l'agrigentino Rosario Marchese Ragona. Quindi è stata la volta dell'assessore Mimmo Turano alla formazione e alla pubblica istruzione, che ha parlato dei nuovi corsi della formazione professionale in Sicilia. A seguire Marianna Caronia, deputata dell'Arsi, intervenuta sulla recente approvazione del suo DDL sullo psicologo di base, accompagnato dal suo collega Figuccia, che si è intrattenuto sulla necessità delle riforme delle province. Ha poi parlato Annalisa Tardino, che ha fatto una sintesi del suo lavoro a Bruxelles, analizzando in particolare l'attuale momento difficile per l'immigrazione. Annalisa Tardino, la festa della Lega a Caltanissetta, cosa propone la Lega per la Sicilia? Sicuramente l'attenzione ai territori, non solamente le città importanti, definiamole così, Catania, Palermo, ma il centro della Sicilia. La Lega propone attenzione per il territorio, ascolto e soluzione dei problemi. Noi ce la stiamo mettendo tutta. Quindi il leader Salvini, che ha in atto un lungo excursus relativamente in particolare ai fondi che ha stanziato per la Sicilia e la Calabria, strade, autostrade, ferrovie, e la grande opera, quella del ponte sullo Stretto. Ministro, lei ha detto una cosa molto interessante durante il suo discorso. Non pensavo, quando ho preso la tessera della Lega, di potermi trovare qua oggi. Guarda che spettacolo, una piazza piena con la banda e gli agricoltori nel cuore di Caltanissetta. E quando ho cominciato la mia attività politica nel mio liceo a Milano non avrei mai sognato di unire il paese, quindi lo sto facendo da ministro, portando strade, autostrade, ponti che la Sicilia aspetta da decenni, e sono contento di questo affetto, perché a me piace parlare coi fatti, e quindi che tanti siciliani si stiano avvicinando alla Lega per me è un'emozione. Come vede il futuro della Lega in Sicilia? Cresce, anche oggi abbiamo incontrato nuovi sindaci, nuovi amministratori locali, imprenditori giovani. Avere qua ragazzi di 18, di 20 anni, i giovani sono il futuro, quindi vuol dire che diamo speranza, progetto ed emozione, perché per me la vita, la politica è anche emozione, quindi certo ogni volta che vengo in Sicilia c'è anche il risvolto negativo del processo, perché io domani sono nell'aula bunker di Palermo a processo perché ho bloccato gli sbarchi, che era un mio dovere, non era un mio capriccio, però ne approfitto per unire a ogni processo una tappa siciliana, Caltanissetta, Licata, Messina, Trapani, spero presto anche a Lampedusa restituita ai siciliani e non occupata da altri, però ci rivedremo spesso, e la prossima udienza è il 6 ottobre, poi mi sono impegnato a tornare in provincia di Caltanissetta entro la fine dell'anno per l'apertura della galleria della strada degli scrittori, anche qua che è qualche anno che fa penare i cittadini. Ministro, un'ultima domanda, Lampedusa sta vivendo un momento difficilissimo, oggi un post girava sui social e diceva lo hanno bloccato con il suo viso perché era l'unico che aveva capito cosa sarebbe accaduto. Durante il mio
anno al Ministero degli Interni avevamo ridotto del 90% gli sbarchi, però ripeto, mi sono guadagnato 2 processi, quindi strana la sinistra che prima manda a processo il ministro che blocca gli sbarchi e poi contesta il fatto che arrivino troppi immigrati. Allora, però con Giorgia e con gli altri stiamo lavorando e interverremo a breve con ogni mezzo necessario. Con ogni mezzo necessario. L'obiettivo è aprire i cantieri del ponte estate 2024. Estate 2024, dopo 50 anni di chiacchiere, l'obiettivo è aprire i cantieri veri in Sicilia e in Calabria per dare il diritto alla mobilità a milioni di siciliani che lo aspettano da troppi anni. E al convegno della Lega a Caltanissetta è intervenuto anche il presidente di Confagricoltura Sicilia, l'Agrigentino Rosario Marchese Ragona. Sulle problematiche del settore ha anche annunciato un prossimo evento che si terrà a Taormina giorno 21 settembre dal titolo Coltiviamo le eccellenze e le imprese siciliane a confronto con la politica. Sentiamo l'intervista allo stesso presidente di Confagricoltura Rosario Marchese Ragona. Presidente, la Confagricoltura è presente a questo incontro con la Lega per evidenziare le tante problematiche del vostro settore. Sì, oggi siamo stati invitati come Confagricoltura a questo evento della Lega, abbiamo detto al Ministro Salvini, al Ministro delle Infrastrutture, ai politici presenti delle criticità infrastrutturali ataviche che la provincia di Agrigento ha e quindi mi riferisco alle strade, mi riferisco alle dighe ancora non collaudate, ho fatto un espresso riferimento alla diga di Gibbesi. Devo dire che il Ministro ci ha risposto a tono sulle nostre richieste che abbiamo fatto, ci ha assicurato che ci sono un bel po' di soldi, ci ha assicurato che il raddoppio Porta Empedocle Caltanissetta e già a fine anno la mega galleria possa essere aperta in una corsia, quindi le nostre merci possano transitare ancora più velocemente. Sul discorso dighe, che è fondamentale perché senza acqua le nostre coltivazioni di eccellenza, la diga di Gibbesi, ci ha assicurato che è in progetto, hanno ripreso in mano i progetti e quindi ci potrebbe essere finalmente dopo 40 anni la possibilità che la diga di Gibbesi possa essere collaudata e quindi anche i nostri agricoltori della piana di Licata possano avere per caduta dell'acqua. Un impegno prossimamente a Taormina, un impegno regionale dove affronterete le tante tematiche del settore? Sì, la prossima settimana la Confagricoltura Sicilia incontra tra le aziende più rappresentative del territorio siciliano, quindi avremo circa 25-30 aziende d'eccellenza del territorio siciliano che rappresentano i comparti del vino, dell'olio, dell'ortofrutta, del biologico, ci sono tante aziende, ci sono anche delle aziende, 5 aziende dell'Agrigentino di notevole spessore, ecco anche lì gli imprenditori sfodereranno le criticità che quotidianamente hanno nella loro attività di impresa, lo faranno assieme al Presidente della Commissione Agricoltura alla Camera Mirko Carloni, al Presidente nazionale di Confagricoltura Dottor Gianzanti e all'assessore dell'agricoltura Luca San Martino, nonché Vicepresidente della Regione. Sarà un momento di confronto, sarà una tavola rotonda proprio per capire le criticità che oggi hanno l'azienda e cosa come Confagricoltura possiamo proporre poi sui tavoli regionali e nazionali alla politica per migliorare l'attività di impresa, ecco, per dare un contributo e uno stimolo alla loro attività legislativa. Sono 120 kg di droga sequestrati e 12 le persone arrestate. Questi i risultati dell'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta, denominata Colpo Secco, avvenuta tra appunto Caltanissetta, Agrigento e Roma. Sono 120 kg di droga sequestrati e 12 le persone arrestate, i risultati dell'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta, denominata Colpo Secco, che si è svolta tra Caltanissetta, Agrigento e Roma. L'indagine ha preso avvio dalle azioni di contrasto e l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti nelle piazze di spaccio realizzate dai finanzieri del GICO di Caltanissetta. L'ultimo sequestro effettuato dai finanzieri è stato realizzato proprio a Roma, dove nei giorni scorsi è stato arrestato un cittadino egiziano in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. L'uomo è stato individuato dopo appositi pedinamenti e attività di osservazione condotte dal GICO di Caltanissetta
in collaborazione con i finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Dopo essere stato fermato dagli uomini Fiamme Gialle a seguito di ulteriori accertamenti e perquisizioni, a suo carico sono stati rinvenuti oltre 100 kg di sostanze stupefacenti, dei quali 97 per hashish, 4,5 kg di marijuana. Nel corso delle perquisizioni sono state trovate anche 2 pistole, un silenziatore e 3 penne pistola con relative munizioni. L'arresto del soggetto è stato convalidato dal Tribunale di Roma in conseguenza di apposita udienza, ove l'autorità giudiziaria ha proceduto nei confronti dell'arrestato con rito direttissimo, altresì disponendo nei confronti dell'indagato l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere e pertanto lo stesso è stato associato alla casa circondariale di Roma di Regina Coeli. L'ingente sequestro effettuato a Roma giunge a conclusione di complesse indagini portate avanti dal GICO Nisseno sotto la guida della Procura di Caltanissetta sin dal febbraio scorso, le cui operazioni di polizia sono state eseguite nelle province di Agrigento e Caltanissetta e sono culminate con il sequestro di 17 kg di hashish, 100 grammi di cocaina, 400 grammi di marijuana, procedendo all'arresto di ben 11 persone. E sequestrati a Palermo dalla Guardia di Finanza 17 kg di cocaina, il servizio. Oltre 17 kg di cocaina occultate in un furgone sottoposto a controllo nei pressi dello svincolo autostradale di Bonfornello in direzione Palermo sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza. In particolare, nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio effettuati lungo le rotabili che conducono al capoluogo, una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria sottoponeva a controllo un furgone, procedendo all'identificazione del conducente che nel corso delle operazioni si mostrava particolarmente nervoso e agitato. Pertanto i militari hanno effettuato una più approfondita attività di perquisizione del mezzo, trovando occultati in un doppio fondo del furgone, grazie al fiuto dei cani antidroga Nilo ed Etò del gruppo Pronto Impiego di Palermo, 15 involucri avvolti in buste di cellofan trasparente, riportanti l'effigie del noto film Il Padrino, per un peso complessivo di 17,3 kg di cocaina. Lo stupefacente, qualora immesso sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 1,4 milioni di euro. Il corriere di nazionalità italiana è stato tratto in arresto e condotto alla casa circondariale Lorusso Pagliarelli a disposizione della locale autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere. E a Gela la Polizia di Stato esegue 2 misure cautelari per tentato omicidio aggravato dall'agevolazione e dal metodo mafioso e porto detenzione di armi. Gli arrestati riguardano lo scorso 22 agosto, avrebbero esploso colpi di arma da fuoco all'indirizzo di un'autovettura che transitava per una via trafficata di Gela, il servizio. La Polizia di Stato di Gela esegue 2 misure cautelari per tentato omicidio aggravato dall'agevolazione del metodo mafioso e dal porto e detenzione di armi. Gli arrestati risalgono allo scorso 22 agosto, avrebbero esploso dei colpi di arma da fuoco all'indirizzo di un'autovettura che transitava per una via trafficata di Gela. La squadra mobile del commissariato di Gela hanno così eseguito 2 misure cautelari personali della custodia in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Caltanissetta su richieste della competente direzione distrettuale antimafia. Secondo la prospettazione contenuta nell'ordinanza, sussisterebbero gravi indizi di colpevolezza a carico di 2 indagati per il reato di omicidio tentato connesso in concorso ai danni di 2 soggetti, nonché per i reati di porto e detenzione di arma comune da sparo. Con riguardo al tentato omicidio, il GIP di Caltanissetta ha ritenuto sussistenti l'aggravante dell'agevolazione e del metodo mafioso, nonché di aver agito per motivi futili. L'attività di indagine risale allo scorso 22 agosto, quando intorno alle ore 18:30 una donna contattava il numero unico di emergenza per richiedere l'intervento della Polizia di Stato, in quanto un proiettile aveva mandato in frantumi il finestrino posteriore della sua auto mentre circolava tranquillamente su una strada di Gela. L'immediato intervento delle forze dell'ordine e dei volontari del commissariato consentiva così di appurare che un uomo e una donna si erano recati al pronto soccorso dopo essere stati colpiti da 2 persone, le quali, viaggiando a bordo di uno scooter, affiancata l'auto
dove viaggiavano le vittime, esplodevano più colpi d'arma da fuoco all'indirizzo delle stesse. Immediate le indagini e tempestive coordinate dalla DDA di Caltanissetta hanno permesso così di individuare i presunti autori del grave fatto delittuoso. I fatti sono stati ricostruiti anche grazie all'ausilio del personale del gabinetto regionale della Polizia Scientifica di Palermo e grazie alla disamina di numerose immagini degli impianti di videosorveglianza. Il 15 settembre del 1993, giorno del suo 56esimo compleanno, intorno alle ore 20:40, veniva ucciso dalla mafia a Palermo davanti al suo portone di casa a Brancaccio Don Pino Puglisi. Diversi momenti a Palermo appunto per ricordarlo. Il servizio. Sono passati 3 decenni dal giorno in cui a Palermo la mafia decideva di mettere la parola fine alla vita e all'attività di padre Pino Puglisi a Brancaccio, parroco presso la chiesa di San Gaetano di quel quartiere, oggi beato, assassinato la sera del 15 settembre del 1993, giorno del suo compleanno, dal killer di Cosa Nostra, Salvatore Grigoli, che nel 97, dopo il suo arresto, confessò 46 omicidi, tra cui quello di Don Puglisi. La causa di beatificazione venne introdotta nel 1999 dall'allora arcivescovo di Palermo, il cardinale Salvatore De Giorgi. Il 28 giugno 2012 Papa Benedetto XVI promulgò il decreto di beatificazione e il 25 maggio del 2013 Don Pino Puglisi è stato proclamato beato. Sono cambiate tante cose, non smetterò mai di dirlo, non mi stancherò mai di dirlo, perché non possiamo dire che Brancaccio è la stessa di 30 anni fa. Faremmo un torto al beato Giuseppe Puglisi e svalorizzeremmo quello che è stato il suo sacrificio. Quindi Brancaccio è cambiata nelle persone, è cambiata nelle infrastrutturazione, ma questo è stato possibile grazie alla presenza costante di 30 anni dei volontari del centro di accoglienza Padre Nostro. Quindi questo è importante dirlo e sottolinearlo, perché altrimenti ai giovani gli arriva un messaggio distorto. Tra le iniziative promosse nella cattedrale di Palermo una solenne celebrazione coristica presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, con i vescovi della Sicilia, alla presenza delle massime autorità istituzionali. Stasera presentata sul sagrato della cattedrale una nuova edizione del Discepolo, un testo molto amato dal padre Pino Puglisi e utilizzato spesso durante i campi come spunto di meditazione. Domani alle 21 concerto oratorio all'interno della cattedrale di Palermo, diretto dal maestro Marco Frisina. Don Pino fisicamente è stato eliminato, non c'è stasera fisicamente con noi. Per noi è un'opportunità perché lui vuole continuare a essere presente attraverso noi. Queste le parole dell'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice in occasione della fiaccolata che si è svolta ieri sera a Brancaccio. Lui ci chiede di conservare un cuore umano, capace di assumere le sofferenze degli altri, aiutare soprattutto le nuove generazioni come faceva lui a conservare un cuore umano, ad essere capaci di riconoscere nel volto di ogni uomo, di ogni donna, la dignità della persona che va riconosciuta e che va in tutto e per tutto custodita. Pieno sostegno dalla Regione alle iniziative che puntano a valorizzare la vocazione della Sicilia, alla produzione e all'utilizzo delle energie rinnovabili, investendo su un nuovo tipo di formazione professionale che faccia davvero incontrare domanda e offerta di lavoro industriale, quanto ha dichiarato il Presidente della Regione siciliana Schifani, intervenendo appunto a un convegno sulle opportunità di utilizzo dell'idrogeno in Sicilia. Pieno sostegno della Regione siciliana alle iniziative che puntano a valorizzare la vocazione della Sicilia, alla produzione e all'utilizzo delle energie rinnovabili, investendo su un nuovo tipo di formazione professionale che faccia davvero incontrare la domanda e l'offerta di lavoro industriale. Questo quanto dichiarato dal Presidente della Regione Schifani, che è intervenuto in un'apertura del convegno Opportunità di utilizzo dell'idrogeno in Sicilia, organizzato dall'Università di Catania e Dipartimento di Ingegneria. Per realizzare questi ambiziosi progetti occorrono anche professionisti qualificati, quindi sarà necessario provvedere a investimenti significativi nella riqualificazione, nell'aggiornamento della forza lavoro, ha detto il Presidente della Regione. Da qui nasce il sostegno del Governo alla Regione alle iniziative come queste, al master proposto dalla consulta dei dipartimenti di ingegneria delle 4 università siciliane per la formazione di tecnici da utilizzare per la transizione energetica basata sull'uso dell'idrogeno verde, fornendo anche il patrocinio all'iniziativa. Credo molto nella sinergia tra la formazione e le istituzioni, ha aggiunto il Presidente. Il nostro sistema della formazione professionale non funziona, va riformato con coraggio, senza fare sconti a nessuno. Sono stanco di vedere che la nostra terra produce figure che poi non si inseriscono nel tessuto
lavorativo, economico e industriale. Capisco che incontrerò tantissime riserve nel portare avanti questa riforma, ma è il momento di una svolta. Concentrerò i miei sforzi su quella che dovrà essere la riforma del governo Schifani. Solo così avremo in Sicilia un mondo del lavoro competitivo e pronto a recepire l'offerta che verrà fatta ai nostri giovani. Solo così raggiungeremo una crescita di prodotto interno lordo che secondo gli ultimi dati si vede dietro l'angolo. Schifani ha poi ribadito l'importanza di trasformare l'isola nell'hub energetico dell'Europa partendo proprio sulle fonti rinnovabili. Tra i punti fondamentali della strategia al governo sull'idrogeno, ha aggiunto Schifani, rendere la Sicilia un'area di eccellenza per lo sviluppo delle tecnologie connesse all'idrogeno, sostenere gli investimenti delle filiere industriali nei comparti dove la tecnologia idrogeno può essere applicata, valorizzare il sistema dell'innovazione e dell'industria regionale e le sue specializzazioni, favorendone così la connessione nelle filiere nazionali ed europee. Il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha nominato i nuovi commissari straordinari dei 6 liberi consorzi dei comuni. Ad Agrigento è stato designato il capo dell'ufficio legislativo e legale della Regione, Giovanni Bologna, che va a sostituire il dottor Raffaele Sanso. Il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha nominato i nuovi commissari straordinari dei 6 liberi consorzi dei comuni della nostra Sicilia. Sono tutti dirigenti generali della Regione attualmente in servizio, in attuazione della nuova normativa approvata all'ARS. Ad Agrigento è stato designato il capo dell'ufficio legislativo e legale della Regione, Giovanni Bologna, avvocato, che va a sostituire il dottor Raffaele Sanso. A Caltanissetta è responsabile dell'ARIT, Autorità regionale per l'innovazione tecnologica, Vitalba Vaccaro. A Enna il dirigente generale del Dipartimento della Funzione Pubblica, Carmen Madonia. A Ragusa va il dirigente generale del Dipartimento dell'Ambiente, Patrizia Valenti, mentre a Siracusa quello dei beni culturali, Mario Larrocca. A Trapani, infine, quello del turismo, Maria Concetta Antinoro. Non era possibile, sottolinea il Presidente Schifani, aspettare ancora. È un mio dovere assicurare alla guida alle 6 province cui vertici sono scaduti già da 2 settimane. La scelta è caduta su alcuni dei dirigenti generali in servizio di provata esperienza, ai quali ho chiesto l'ulteriore impegno, oltre all'attuale carico di lavoro che hanno come capi dei rispettivi dipartimenti. Memoria Futura, uno spettacolo straordinario che segna l'ingresso di Montevago nella rete dei teatri di pietra, il servizio. All'interno di questa cattedrale l'arte, la musica, il teatro daranno il meglio, valorizzando il luogo, valorizzando la natura che c'è attorno, e per la prima volta questo luogo, che è stato luogo sacro, oggi luogo di memoria, è il protagonista di quanto il maestro Gatti e il circuito Teatri di Pietra offriranno. È un assaggio, se così possiamo dire, di un progetto che vorrà vedere il futuro nel prossimo anno. Questa sera l'idea è stata quella di offrire in qualche maniera questo spettacolo, e lo stanno offrendo in maniera gratuita, noi stiamo pagando soltanto la SIAE, per poterci rendere conto di cosa questo luogo può dare e cosa questo luogo può far vivere. Noi questa sera loro, ma abbiamo visto anche durante tutto il cartellone estivo, abbiamo avuto attori di teatro e musical, abbiamo cercato in qualche maniera di valorizzare questo luogo, e abbiamo visto anche proprio il senso di filialità che c'è stato da parte della gente. Quindi anche questa sera, pur essendo ormai a metà settembre ed essendo finita la stagione estiva, ma non certamente per il clima, perché è una serata bellissima, tanta gente è arrivata proprio per godere di questo momento. Sicuramente questa sera la fa da padrone la novità, e la novità è essere all'interno della cattedrale di Montevago. Da questo momento faremo rientrare Montevago e la sua cattedrale, ma anche il suo centro storico, all'interno dei siti dei Teatri di Pietra. Teatri di Pietra che quest'anno ha toccato 12 siti archeologici monumentali,
Uno pensa a Soluto, Imera, ma pensa anche al grande castello di Milazzo o Eracleamino, piuttosto che non straordinario parco archeologico di Montegliato. Bene, siamo veramente contenti che nell'Agrigentino ci sia un punto che abbia una memoria recente. I teatri di pietra sono innanzitutto la scelta, la volontà, la determinazione di amministratori da una parte, di artisti dall'altra, per far sì che tutto il patrimonio si tolga da quella etichetta di marginale, di periferico, perché una cosa l'Italia ha, e la Sicilia in particolar modo, non c'è luogo che sia secondo o terzo. L'idea di un policentrismo culturale diffuso, di un policentrismo capace di raccogliere l'eredità recente e quella più antica. Questo è il progetto di Montevago e noi ci accingiamo a questo progetto pensando già alla stagione estiva, che sarà sicuramente una programmazione di spettacoli, ma siccome questo è un sito che ha altri valori oltre quello scientifico, artistico e archeologico o paesaggistico, ha il valore di una memoria recente. Cioè nel 1968 un terremoto ha spezzato l'identità e la ricostruzione ha fatto di tutto per sottrarre o mortificare quell'identità. Ora forse c'è un desiderio altro e noi assecondiamo e rispondiamo a quel desiderio altro che si fa progetto. Questo luogo qui, come abbiamo detto tante volte, non deve essere solamente un luogo da che bello e basta, deve essere anche un luogo di cultura, un luogo di ritrovo di emozioni, di stati emozionali, quindi ecco il solletico al cuore già viene solo a guardarlo, però possiamo fare tanto se ognuno di noi cura davvero questo luogo e lo fa vivere e lo vive. Montevago entra nel circuito dei teatri di pietra e quindi per quello ci sarà tanto e noi contiamo tantissimo che il pubblico sia così numeroso come stasera e il passaparola e il tantam possa essere perché questo arricchimento deve trovarsi. La linea alla regia per la pubblicità. Francesco Isca è destinatario di una confisca da 12 milioni di euro da parte della DIA avvenuto nel 2020. È considerato il re del calcestruzzo di Trapani, secondo le accuse, un imprenditore finanziato dalle famiglie mafiose del trapanese Il Servizio. 4 società, di cui 3 nel settore edile ed una che gestisce l'intera area parcheggio e servizi del parco archeologico di Segesta, 16 rapporti bancari, 132 beni immobili e terreni, 24 automezzi per un valore complessivo stimato che supera i 12 milioni di euro. Sono questi beni patrimoniali che la Direzione Investigativa Antimafia ha confiscato, provvedimento emesso dal Tribunale di Trapani su disposizione del direttore della DIA, all'imprenditore di vita Francesco Isca, attivo nel settore delle costruzioni e nella produzione e commercializzazione del calcestruzzo. Nei confronti di Isca è stata disposta anche la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di 3 anni e 6 mesi. Isca era finito agli arresti domiciliari a seguito dell'operazione denominata Fimes del 2020 e nel 2021 aveva subito il sequestro degli stessi beni sempre su proposta della DIA. Secondo la ricostruzione eseguita dal Tribunale sulla base di indagini di polizia giudiziaria eseguita dalla stessa direzione, la pericolosità sociale di Francesco Isca, ritenuto vicino ai boss ma anche a Vito Nicastri e all'ex deputato Paolo Arata, con i quali è entrato in affari, emergerebbe dal legame appunto di Isca con il capo della famiglia mafiosa del territorio, ossia Leonardo Crimi.
dal quale risulterebbe che l'imprenditore abbia ottenuto sia le risorse finanziarie per arrivare ad alimentare le proprie aziende con la copertura mafiosa per espandersi sul mercato, imponendosi anche nei lucrosi affari legati alla realizzazione delle grandi opere pubbliche a danno delle imprese concorrenti, alterando così il corretto funzionamento del libero mercato e violando le regole della leale concorrenza. Nel provvedimento di confisca eseguito viene descritta la partecipazione dell'imprenditore in prima persona a numerosi episodi estorsivi a danno di imprenditori avversari. Al via questa sera per 3 giorni la festa del pistacchio a Raffadali Fastuca Feste. L'inaugurazione, prevista per le ore 18, vedrà appunto Raffadali protagonista di tante iniziative dedicate all'oro verde, cooking show, laboratori tematici, spettacoli, degustazioni, ma anche musica e intrattenimenti culturali. E vediamo ora le ultime novità relativamente alla situazione dei voli previsti nello scalo aeroportuale di Trapani Birgi. In anticipo rispetto alle migliori previsioni, l'aeroporto di Trapani Birgi ha raggiunto l'agognata soglia di 1 milione di passeggeri trasportati dall'inizio dell'anno, un numero a 7 cifre che lo scalo non toccava dal 2017. Per celebrare l'avvenimento, Airgest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani, ha premiato il 1.000° passeggero transitato dal Vincenzo Florio, il veronese Gianluca Lovato, in partenza per Bologna sul volo Ryanair delle 12:40 dopo un soggiorno di 8 giorni nella provincia trapanese. Gli è stato consegnato un voucher di viaggio da e verso Trapani del valore di 300 euro. Alla cerimonia presenti l'assessore regionale ai trasporti Alessandro Aricò, il presidente di Airgest Salvatore Ombra, il deputato regionale Stefano Pellegrino e il sindaco di Marsala Massimo Grillo. Il presidente della regione siciliana, impossibilitato a partecipare poiché impegnato all'aeroporto di Catania per la presentazione delle nuove tratte Aeroitalia, si è invece complimentato con il management di Airgest per il traguardo raggiunto e per aver, dopo anni di difficoltà, chiuso finalmente il bilancio semestrale in attivo. Il ritorno al 1 milione di passeggeri ha guidato l'azione del management di Airgest degli ultimi anni, dall'insediamento dell'attuale presidente Salvatore Ombra, con l'aumento delle rotte e il ripianamento del deficit di bilancio ottenuto già nell'esercizio 2023 inutile. Ripercorrendo la storia dello scalo dal punto di vista dei passeggeri trasportati dal 2008 a oggi, Birgi vede il suo record nel 2013 con 1.878.407 passeggeri, sfiorando quindi i 2 milioni. Il punto più basso, il Vincenzo Florio, lo tocca nel 2020 con la chiusura forzata a causa del Covid. Prima ancora nel 2019 non era andata molto meglio con soli 407.888 passeggeri. Una leggera risalita a Birgi l'ha registrata nel 2021 con 427.893 passeggeri e un exploit nel 2022 dove a transitare dallo scalo sono state ben 891.670 persone. La previsione di chiusura dell'anno in corso è di circa 1.300.000 utenti. Questo è il commento dell'assessore ai trasporti Alessandro Aricò. Il 15 settembre è una data importante per l'aeroporto di Trapani che torna a toccare 1 milione di passeggeri. Un esempio di scalo aeroportuale che funziona anche grazie agli importanti investimenti degli ultimi anni da parte dei governi regionali. Pochi mesi fa sono intervenuto per verificare la situazione dello scalo dopo l'incendio di Fontanarossa. Con ben 15.000 passeggeri al giorno, Birgi si è dimostrato all'altezza dei volumi importanti. Il governo Schifani sta lavorando per potenziare le infrastrutture. Già nel dicembre 2022 abbiamo deliberato il finanziamento per un valore oltre 100 milioni di euro dell'elettrificazione della linea ferrata Palermo-Trapani via Milo, che sarà completata entro il 2026. Il collegamento veloce ferroviario migliorerà la rete aeroportuale rafforzando ulteriormente il Vincenzo Florio. Più che un numero è un simbolo di rinascita che abbiamo inseguito negli ultimi anni senza tregua, invece commenta il presidente di Airgest Salvatore Ombra. Non si toccava un numero così alto di passeggeri del 2017, è un momento di ripartenza raggiunto grazie alla regione siciliana, alle risorse impegnate ma anche alla fiducia
Quest'estate, anche se ci ha messo a dura prova a causa degli incendi che hanno investito prima Fontana Rossa, poi Punta Raisi e anche noi, ci ha dato la conferma che la struttura è in grado di reggere un traffico importante. Miriamo a numeri sempre più alti. Settimana di riflessione, quella che ha interessato l'Akragas dopo la sconfitta avvenuta nell'esordio di campionato contro il Forte Licata e in vista della prossima partita che si disputerà in campo neutro a Palmi contro la Gioese di Gioia Tauro. Tra le priorità quella di rafforzare la difesa, infatti è arrivato un nuovo giocatore in quel ruolo. Sentiamo il servizio di Carmelo Lentini. È stata una settimana particolarmente intensa dal punto di vista psicologico e che ha visto squadra, staff tecnico e società confrontarsi sull'amara sconfitta subita all'esordio in campionato con il Licata. Chiaramente ci riferiamo all'Akragas e all'indomani della sconfitta patita con i cugini gialloblu. È stato un clima più disteso rispetto al dopo partita di domenica scorsa e la ferma determinazione di volere intraprendere un nuovo cammino sin dalla prossima trasferta con la Gioiese, gara che si giocherà sul neutro di Palmi per l'indisponibilità del campo di Gioia Tauro. Fatto il punto della situazione, si è convenuto di rafforzare il reparto difensivo e già da martedì pomeriggio si è visto un nuovo calciatore. Si tratta del centrale di origini catanesi Giordano Pantano, 31 anni, la scorsa stagione in forza alla Lionese e la stagione prima alla Sanremese. 6 anni prima era stato anche in Sicilia con il Cireale. Di lui si sa che è cresciuto nelle giovanili della Lazio, poi ha debuttato in C2 con la Pro Patria, con cui ha vinto il campionato approdando in C1 ed accumulando in 2 stagioni 58 presenze. Nel suo palmarès ci sono diversi club, Sorrento, Lucchesi, Lumezzane, poi c'è anche un'esperienza all'estero con la squadra islandese del Selfoss in Serie B e con cui arriva in semifinale di Coppa. Accumula in 2 stagioni 48 presenze e nel 2015 ritorna in Italia per indossare appunto la maglia della Cireale in Serie D. La squadra dunque è in sottopressione e nei prossimi giorni dovrebbero aggregarsi anche un centrocampista e un attaccante, per come detto e affermato dal direttore sportivo Giuseppe Cammarata. Si pensa esclusivamente ad allenarsi con impegno e l'intero staff è in fermento per non fare mancare il supporto psicologico a tutti i calciatori rosa. E dunque ieri, giovedì, è tutti in campo per il consueto galoppo di fine settimana. Si pensa che sabato in anticipo si parte per la trasferta calabrese. E questo è tutto per oggi per TV Notizie. Vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.